Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi, speciale eventi in agenda sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. L'ospite di oggi è Maomen. Buongiorno. Buongiorno. Allora Maomen, partiamo subito dal tuo nome. Questo è il tuo nome d'arte, in realtà il tuo nome è Cesar. Sì. È corretto? Sì, giusto. Che cosa significa Maomen? In realtà Maomen l'ho scelto all'età quando avevo 16 anni. Mi serviva un nome artistico, ho scelto un nome a caso. Però in realtà viene da Maometto, però non sono musulmano. Viene da quella parola lì di Mahoma in spagnolo. Poi ho aggiunto una N alla fine e si scrive Mahoman, però lo pronuncio Maomen. È il mio nome artistico. Perfetto. Di dove sei? Raccontaci un po' la tua storia. Io vengo da Santo Domingo, sono dominicano, sì, abito qua da 14 anni. A Treviso? A Treviso, sempre qua a Treviso, sì. Vengo del Caraibi, di Santo Domingo. Sei sposato, hai figli? Sono sposato, ho 4 figli, bellissimi. 4 figli bellissimi come il padre. Mi dicevi prima 4 matrimoni. Più o meno, sì, dai. Ho avuto quasi 4 matrimoni, sì, dai. Perfetto. È una storia un po' lunga, ma è stato bello farlo. Bene. Come e quando è nata la tua passione per la musica? Bueno, la mia passione per la musica è iniziato all'età di, diciamo, 20 anni. Ascoltavo sempre la musica urbana, che c'è il reggaeton, hip hop, tutta la musica urbana. E le mie feste erano sempre feste con musica reggae e tutto. Poi piano piano mi sono messo nel giro, diciamo all'età di 20-22 anni. E poi quando sono arrivato qua in Italia, al 2005, al 2006 ho iniziato a fare musica. Mm-hmm. Anche se prima facevo di là a Santo Domingo, però ho iniziato a fare veramente dischi un po' così, non professionalmente, poi ho modificato un po', poi abbiamo iniziato a fare le cose fatte bene e siamo qua. Collabori anche con altri artisti? Ho collaborato sì con c'è mio figlio più grande che cantiamo insieme delle volte, abbiamo fatto delle canzoni insieme, un altro ragazzo kosovaro che avevamo iniziato nel 2006 insieme. E poi adesso lui fa da solo, io faccio per il conto miei, però sì. Ecco, non l'abbiamo ancora detto. Il genere che fai è? Reggaeton. Ci spieghi un po' di cosa si tratta, perché abbiamo tutti un'idea un po' vaga di cosa sia il reggaeton. Il reggaeton è una musica che è nata praticamente del reggae, il reggae famoso. Praticamente a Puerto Rico è nato il reggaeton. Puerto Rico è un'isola vicino a Santo Domingo. Mm-hmm. Loro praticamente hanno modificato un po' le base e la fanno un po' più ballabili, più veloci. È nato il reggaeton di quelle nostre parti, a Puerto Rico. Quindi il reggaeton adesso è diventato mondiale, però sì, è una bella musica. C'è anche un po' di rap, no? Sì. Nel cantato. Sì, nei testi sono praticamente rap, storie come se fa un rapper normale, però la musica più ballabile, più discoteca. Perché il rapper è più ascoltabile da ascoltare, però il reggaeton è più ballabile, è più di discoteca, diciamo. E a quali artisti ti ispiri? Che sono i tuoi riferimenti musicali? Praticamente come a me piace il reggaeton, però piace anche il reggae. Mi piacciono dei cantanti di reggae come Barrington Levy, cantanti di Giamaica, però i cantanti anche di Puerto Rico, quando ero più giovane, quelli che hanno iniziato questo movimento come The Yankee, Nicky Jam, eccetera. Cesar, tu qualche anno fa sei diventato famoso, specialmente qui nella zona di Treviso, per aver avuto un'idea piuttosto generosa. Di cosa si tratta? Ok, praticamente dovevo fare un volontariato e un'associazione, dovevo andare a pulire un po' a sistemare un po' le cose, però poi ho detto, visto che il mio mestiere è stato per tanti anni fare il barbiere, mi sono messo a tagliare i capelli ai senza dimora. Tipo ogni martedì andavo là e facevo 15 o 10 tagli di capelli. È una roba che mi piaceva. Erano felici loro di farsi sistemare i capelli? Erano molto felici, sì, perché lo facevo con passione.
Non lo facevo, però nessuno mi obbligava, l'ho fatto perché ho voluto farlo. Sì, era una bella cosa. Ecco, sicuramente qui in zona Santa Maria della Rovere ti conoscono molto bene per il tuo negozio, il Cesar Barbershop. Sì, sì, Sei un barbiere, esatto. un barbiere molto particolare, fai dei tagli veramente insoliti e molto carini. Allora, mostriamo il primo video che ci hai portato Ok. e poi lo commentiamo assieme. Per chi ci ascolta in radio, ascoltiamo il pezzo. Lui è Maomen e il brano si intitola Ya Suena. Maomen, original rapper. El Maomen ya suena. Somos originales y no copiamos. En la discoteca sonando la música mía. Soy rapero original. Yo sí te pongo a brincar. No me gusta mi copiar porque soy MC real. Maomen, yo soy bacán y yo vivo del social. Yo me busco con el rap, manito no es bla bla bla. Los palomos están atrás y no son original. Ellos viven del copiar y no me van a llegar. Una máquina de rap desde aquí en mi guarida. Entreviso, improviso, pero escribo mis rimas. A la cima voy a llegar porque yo sí soy hip hop y la música que hago sí que vale la pena. Cumpliendo una condena 100% original. Hago música buena, el Maomen ya suena. El Maomen ya suena. Porque soy MC real. El Maomen ya suena. Porque soy MC real. Convivencias callejeras, mi música es verdadera. Estoy sonando aquí en Europa, en Mingolo y Venezuela. Raperito, mujerzuela, tu música aquí no suena. Yo sé que me tienes de más, te pasa y te doy problema. Y siempre yo estoy chivo, de Herrera soy tiguerón. Siempre moja, siempre activo, envuelto en cuero de chivo. Rapero del momento, esto lo controlo yo. Yo sí soy callejero y mangué el movimiento. Original rapero, en la calle mango todo. Un saco de efectivo, yo sí soy rialguero. Pila de euro, joseo, palomo, yo me tripeo. Me bufeo a los copiones que copian el género. El Maomen ya suena. Porque soy MC real. El Maomen ya suena. Porque soy MC real. E siamo ritornati in studio con Maomen, il brano era Ya Suena. Allora, il video è ambientato a Venezia, come mai questa scelta? Abbiamo scelto, sì, Venezia per fare una roba diversa. Di solito i video del reggaeton lo fanno con tante ragazze, tante donne, però abbiamo deciso di fare una roba un po' diversa. Ecco, appunto, a proposito dei video, spesso ci sono ragazze che ballano, ballerine che ostentano e fanno mosse sensuali. In questo video vediamo ostentazione però di denaro, gioielli, eccetera. Come mai?
È normale, è un cantante di reggaeton, un rapper, e queste sono cose normalissime. Poi diciamo questa canzone prima l'avevo fatto come rap e poi un produttore italiano di Mestre mi ha fatto la base del reggaeton sopra le voci e comunque sì, è abbastanza normale. Un rapper, un cantante di reggaeton di solito è così, è normale, è normalissimo, gioielli, bella vita, anche se ancora non è arrivato il momento, però arriveremo. I video sono autoprodotti? Il video me lo fa un ragazzo che si chiama Riccardo Blin Blin Produzioni. Lui è un ragazzo dominicano che abita qua a Treviso, è organizzatore anche di eventi. E lui è che mi ha fatto questi video, mi ha fatto anche altri video. E praticamente lui sta organizzando anche adesso il 27 e 28, lo stesso ragazzo che mi fa i video, un evento latino, un festival latino qua all'Ippodromo Sant'Antemio. Ah, ok. Sì. Ricordiamolo subito, è il Colors Latin Fest. Colors Latin Fest, sabato 27 e domenica 28 sarà questo festival. Io sarò il 27, sabato 27. Alle 18:30. Tra le 18:30 in poi, diciamo, per le 19, diciamo, più o meno. Tra le 18:30 alle 19:30 più o meno, in quell'spazio lì. Ci sarò anch'io, con la bella musica. Vorrà vedere, per chi vorrà vedere Mao Man, Colors Latin Fest. Beh, sicuramente farai ballare, no? Sì, per forza. La musica reggaeton è una musica molto contagiosa, come si spiego? Sì. Quando uno la sente le viene voglia di ballare, anche se non lo sa. Basta fare un movimento così o qualcosa. Ti entra dentro. Sì. Allora, la canzone che abbiamo appena sentito, il Mao Man ya suena, che cosa significa? Cosa dice il testo? Il Mao Man ya suena vuol dire che il Mao Man, che sono io, già suena, nel senso che già lo ascolta, è già ascoltato. E il Mao Man ya suena, nel senso che già non è come prima che nessuno lo conosceva, adesso piano piano si sta dando a conoscere, già suena. Andiamo al secondo video. Devo dire che è simpaticissimo, per chi ci sta ascoltando in radio io vi invito a vederlo perché è veramente una chicca del reggaeton della zona. Mao Man, il titolo è ¿Qué es lo que dicen? Esatto. Mao Man, nace el flow, DJ Zombie. Que lo que dicen que el mamén no improvisa. Que lo que dicen que el mamén no tiene visa. Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, mango de grano metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. Que lo que dicen que el mamén no improvisa. Que lo que dicen que el mamén no tiene visa. Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, mango de grano metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. Yo no tengo prisa pa'l lomo, mujeres que se cruce el yo se los como. Y no me pregunte cómo, es cierto, hago pili concierto y pelando en una silla 3.000 euros me busco. Yo no fumo bazuco, bebo pile suco, me tiro para el estudio y monto voz en cuestiones de minutos. Yo no abuso, me gustan las que tengan poco uso y chequea. Ando con mi gordita que siempre me vaquea y me persigue el de en la azotea, hueva de mi casa. Yo no pago casa ni vivo de welfare. Pila de envidiosos sofocados conmigo, no le paro yo. Quieren ser como yo, pues trabajen como yo y no creo que me lleguen. Yo soy el sofoque de todito ustedes, reco de pelele. Yo canto porque tengo un público que me quiere y me apoya. Yo nunca estoy en olla, maldito gilipollas. Chúpenme la Mahoma antes de Goya con tu coro de Troya. Y no se pasen, todo el mundo me pregunta cómo el Mahoma lo hace. Y no es fácil, hay que trabajar duro para poder superarse. Que lo que dicen que el mamén no improvisa. Que lo que dicen que el mamén no tiene visa. Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, mango de grano metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. Que lo que dicen que el mamén no improvisa. Que lo que dicen que el mamén no tiene visa. Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, mango de grano metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. Y tú el que me dio banda cuando yo estuve preso. Ahora me ve brillando ese quillan por eso. Siempre tuve dos que me bajan el queso y me daban par de pesos, mujeres, no cheso. Yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y cojo pa' mi trabajo, pregúntaselo a Adriana, mi pana. Yo no le paro a nana.
Dios mío, yo trabajo en lo mío, yo no le paro el frío y yo siempre estoy frío en mi casa. Y dime qué te pasa, la música que traigo mi pana es melaza. Pila de payaso, quítense del paso, esto no es el paso, te doy tu manazo. Que yo estoy brillando y ustedes en fracaso, yo no le hago caso. La música que hago siempre estoy mejorando, estoy cogiendo el mando, tengo el telecomando en la mano. Mi hermano, mi corro es bacano, yo soy más que fuerte porque yo te... ¿Qué es lo que dicen que el mami no improvisa? ¿Qué es lo que dicen que el mami no tiene visa? Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, me hago de gran metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. ¿Qué es lo que dicen que el mami no improvisa? ¿Qué es lo que dicen que el mami no tiene visa? Yo me tiro pa' Ibiza, me mayo 4 pizzas, me hago de gran metiza, de la que te hipnotiza y te frisa. Mao Men en la casa, DJ Wow, Elvis Gómez, España, la gente de Colombia, Santo Domingo, Italia, Natser Flow, DJ Zombie, vamos a matarlo a esos palomos, DJ Chulería de los Omi, el Turín y el Marshmello, Mao Men, ya tú sabes qué es lo que es. E rientriamo in studio, questa era Che es lo che dicen di Mao Men. Lo abbiamo qui con noi oggi. Allora, arriviamo alla conclusione di questa chiacchierata. Ti chiedo quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ok, i miei progetti adesso sono... Sto facendo delle canzoni nuove, praticamente anche delle canzoni che avevo già fatto anni fa, che l'avevo fatto in un piccolo studio improvvisato che avevo a casa. Adesso le sto facendo in studio già professionisti, un vero produttore, base fatte per me, base originale. E stiamo facendo, diciamo, stiamo ripartendo a fare quello che è un giro di concerti. Diciamo Cavallino, Jesolo, andiamo a cantare nei posti come dei villaggi, nelle sagre, in collaborazione con un'orchestra che si chiama Generación Latina, José Pedrosa. In collaborazione con loro vado sempre a cantare un po' di reggaeton, perché loro cantano musica latina in generale, merengue, salsa, bachata, però il reggaeton lo canto io con loro. Ero un po' fermo, però adesso ci stiamo rimettendo di nuovo, canzoni belle, ogni volta più belle le canzoni, e vediamo cosa viene fuori. Tra l'altro il reggaeton si presta sia ai club, discoteche, sia a location come appunto spiagge, sì. Non so, rimanda molto alle spiagge caraibiche. Vi invito ad ascoltare il reggaeton, a ballare il reggaeton, è una musica bellissima per chi non lo conosce. Vi ricordiamo che Mao Men sarà al Colors Latin Fest 27 luglio, il Colors Latin Fest in realtà è il 27 e il 28 luglio ed è appunto il festival di musica latina, sì, in generale, non solo di reggaeton. E che dire, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito, restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.